all'interno dell'elicottero che sta sorvolando la striscia di Galta. Ebbene, è notte, abbiamo dovuto viaggiare di notte per non insospettire la gente del posto. Abbiamo chiesto un permesso speciale dalle autorità per sorvolare la zona. Ebbene, con la visione notturna possiamo vedere una cosa incredibile. Si è formato in questo momento sotto di noi un cerchio nel grano. Ecco, sarà lo stesso grano di cui parla la dottoressa Sunrise. Ebbene, qui non riusciamo a comprendere bene quello che si vede. Notiamo un simbolo probabilmente Maya, sembra addirittura una freccia. Ecco, questa cosa non riusciamo ancora a individuarla bene. Noi proseguiamo questo viaggio, cerchiamo di raggiungere la striscia di Galta per scoprire qualcosa in più e chiederemo anche alla gente del posto. Mi trovo nella striscia di Galta. Perché ci troviamo qui adesso? Ah sì, allora siamo sulle tracce del leggendario sconfinato Maya. Devo parlare sottovoce perché la gente del posto è alquanto ostile. Abbiamo poche macchine, passare la zona è estremamente pericolosa, quindi ci muoveremo con cautela. Ma perché siamo qui? Perché abbiamo ricevuto notizie di fenomeni incredibili, fenomeni paranormali addirittura. Abbiamo visto già che dal satellite si notano degli strani oggetti in transito proprio su questa strada. Abbiamo addirittura sul campo vicino delle linee che possono assomigliare a quelle di Nazca. Ebbene, ci sono curiosi, c'è gente che sta osservando quello che stiamo facendo, ma noi cerchiamo di andare avanti. Abbiamo avuto notizie quindi della signora Marie, una francese, l'unica donna che è riuscita a concederci un'intervista, perché il resto delle persone sembra avere rapporti con noi. Ebbene, la signora Marie da qualche anno abita appunto nella striscia di Galta e è soggetta appunto a dei fenomeni a dir poco strabilianti. No, un giorno, una mattina per essere precisi, ci siamo alzati e abbiamo visto una maquillage, una macchia, sul muro, oui. Sembrava un copricapo, una cosa da mettere sulla testa. Sulla testa, benissimo. Questo fenomeno ha provocato negli abitanti di questa casa qualche emozione, qualche disturbo, qualche difficoltà nel dormire la notte? No, benissimo. Ecco, lei ci parlava di un altro fenomeno, inquietante direi, alla sua frutta, la frutta del suo... Oui, la mia frutta, in particolare le kiwi. 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 Ah, qui, sì, qui. Ah, sui kiwi, effettivamente. Cosa succedeva ai suoi kiwi? I kiwi e le kiwi, hanno una forma strana. Assomigliano un po' alla macchia sul muro.
è un fenomeno abbastanza comune, anche se devo dire non a queste latitudini. Si chiama semplicemente scappellamento del kiwi ed è una cosa che si sviluppa più nei climi tropicali. Le dirò, con la vicinanza dello scuffiotto questa cosa si è accentuata particolarmente. Le faccio vedere rapidamente con un grafico come la vicinanza dello scuffiotto può influire su questo fenomeno. Se noi trattiamo qua, se tracciamo il famoso grafico di Parson, dal scienziato Alan Parson, possiamo vedere che come questi fenomeni che più si avvicinano allo scuffiotto, vedete che qui mettiamo la lontananza, la popolazione, possiamo vedere che tranquillamente lo scuffiotto incide, più si avvicina, più aumentano questi fenomeni di scappellamento del kiwi. Non è pericoloso, non preoccupatevi, comunque è un fenomeno abbastanza comune in altre latitudini. Riguardo le macchine sul muro, direi che un po' di antimuffa e una mano di pittura spariranno tranquillamente. Perché cosa succede nel suo pollaio? Io ho due galline. Galline. Perfetto, questa è la detta giusta. Due galline si chiamano una Coco e una Chanel. Non ci sono più le uova, non fanno più le uova. Allora, attenzione, le galline non producono più uova. Non so, io sento cantare le mie galline, a volte cantano anche la marsigliese, ma non ci sono le uova sembrano sparire. Beh sì, è un fenomeno che noi definiamo evaporazione ovipara. Anche questo naturalmente si è un po' incentivato con la vicinanza dello scuffiotto, però anche qua direi che non è il caso di creare falsi allarmismi. Quando tutto è iniziato quando un certo signor Luca è venuto qui ad abitare. Ecco, attenzione perché abbiamo un nome, abbiamo una figura misteriosa, un essere etereo, un uomo. Insomma, etereo non direi proprio, sembra un profugo, comunque... Sembra un profugo, attenzione perché abbiamo già una descrizione. Ecco, questo signor Luca, questo fantomatico e misterioso personaggio, fa la comparsa nella striscia di Galta ad un certo punto e da quel momento in poi si verificano questi misteriosi fenomeni nelle case del circondario. Si parla addirittura di un artista, di un cantante locale che si fa chiamare Medrano. Bene, questo enigmatico personaggio ha addirittura girato un video che parla forse del nostro leggendario scuffiotto Maya. Proviamo a sentire. Da Dante Luca Tiengo, passando pa' Bob Marley. Signor scuffiotto non te puoi fermarli. 30 euro pa' i fiori e pa' il resto Mastercard. Ma pa' un scuffiotto noi te basterà. Guarda qua, che cotolana, basta vergene una che se sente desperà. Che ulula la luna, colpi di fortuna, anche dei di culo rotto. Chi nasce qua camisa e chi nasce con scuffiotto. Nati con scuffiotto, siamo nati con scuffiotto. Meglio nati con scuffiotto che sei allenarotto. Nati con scuffiotto, siamo nati con scuffiotto. Meglio nati con scuffiotto che avere il culo rotto. Nati con scuffiotto, siamo nati con scuffiotto. Meglio nati con scuffiotto che sei allenarotto. Nati con scuffiotto, siamo nati con scuffiotto. Meglio nati con scuffiotto che avere il culo rotto.